Quello avvenuto a Vo è il più grande esperimento di virologia ed epidemiologia mai tentato al mondo. I 3.000 abitanti sottoposti a tampone all'inizio e alla fine della quarantena hanno regalato alla comunità scientifica dati preziosissimi e puri grazie all'isolamento della comunità. L'analisi dei dati è guidata da Andrea Crisanti, direttore di medicina molecolare e virologia all'Università di Padova, inventore del test rapido in 3 ore e docente all'Imperial College di Londra. Lo abbiamo raggiunto sulla via del ritorno per farci raccontare i primi sorprendenti dati. All'inizio dell'epidemia i contagiati a Vo erano il 3%. Un'enormità dal punto di vista epidemiologico per un'epidemia che era appena all'inizio. Sono stati messi tutti in quarantena, quindi praticamente nella condizione di non trasmettere la malattia ad altri. Dopodiché, 15 giorni dopo, abbiamo fatto un nuovo campionamento e abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che ci sono 8 persone che erano ancora positive totalmente asintomatiche. Nel frattempo abbiamo scoperto che le persone che prima erano positive hanno un tasso di guarigione elevatissimo, più del 50% indipendentemente dall'età, e che in 8 giorni in qualche modo contrasta con i dati epidemiologici che si osservano adesso. E noi abbiamo praticamente ridotto l'incidenza della malattia dal 3% allo 0,3%, quindi un crollo di 10 volte. È un metodo da esportare in ogni focolaio. L'idea è quella di fare tamponi al giro dei familiari, al giro degli amici e geograficamente intorno all'abitazione in cui la persona si trova. Quindi non è che si tratta di fare tamponi a tutti perché sarebbe impossibile, però si tratta di fare tamponi per far emergere il sommerso di questa epidemia. E fare tamponi costa 30 euro, tenere una persona in rianimazione costa dai 2.500 ai 5.000 euro al giorno, quindi più tamponi facciamo, meno persone vanno in ospedale.